trovare un punto di equilibrio tra la discussione e la decisione è tutt'altro che facile. Abbiamo illustrato in particolare le procedure e le evoluzioni che queste hanno subito alla Camera e al Senato e abbiamo visto come si sia realizzato un processo che tra mille difficoltà spinge ad assicurare comunque una qualche decisione però che sia frutto di una discussione. In questo forse la parola da usare è deliberazione, perché la deliberazione include sia il momento della discussione sia il momento della decisione ed entrambi i momenti devono coesistere affinché le assemblee legislative svolgano propriamente il loro ruolo. Giornata di approfondimento e studio sull'applicazione del regolamento d'aula. Questo serve a confutare appunto qualche obiezione, chiarire qualche dubbio che è sorto a dei colleghi che magari hanno ancora in mente il vecchio regolamento, ma soprattutto far capire che un'assemblea legislativa è tale se vota, se viene messa in condizione di approvare delle leggi, se viene messa in condizione di far sì che appunto i rappresentanti del popolo possano esprimersi e far capire che l'ostruzionismo probabilmente non fa più parte del metodo di lavoro di questi tempi, perché forse è una cosa che va indietro di qualche lustro, se non di qualche decennio, per l'utilizzo dell'ostruzionismo nelle aule parlamentari e di assemblee legislative. Quindi è un modo per aggiornare anche i nostri consiglieri, anche i tecnici che aiutano i nostri consiglieri a far sì che l'Assemblea del Veneto, il Parlamento dei Veneti, sia un Parlamento degno del terzo millennio. Come tutti gli strumenti, il regolamento va applicato con un minimo di garanzia, innanzitutto delle prerogative dei consiglieri e poi di creare il giusto equilibrio tra la fase di discussione, di approfondimento, di confronto del merito e la fase di decisione. Io credo che abbiamo avuto oggi alcune indicazioni utili per utilizzare al meglio sia lo strumento ed eventualmente portare anche qualche modifica di aggiornamento, ma anche la Giunta per il Regolamento, che è l'organismo di supporto alle decisioni del Presidente, e il non ancora istituito Comitato o Commissione di Garanzia Statutaria, che potrà essere ulteriormente un altro punto di riferimento per portare chiarezza e certezza della prerogativa del Consiglio regionale di svolgere al meglio la sua funzione. La giornata indubbiamente è stata positiva, interessante, soprattutto per due aspetti. Intanto la partecipazione, che è stata veramente incredibile dal punto di vista sia del personale ma soprattutto dei consiglieri regionali. Ben 15 consiglieri regionali hanno presenziato da parte di tutti i gruppi politici, sia di maggioranza che di opposizione, e questo è sicuramente un segnale positivo per l'attenzione e per l'interesse che le forze politiche del Consiglio regionale hanno dato a questi temi. In secondo luogo l'approfondimento dei temi, perché questi temi nascono dall'applicazione di un regolamento nuovo che per la prima volta nella storia, credo, di questo Consiglio regionale avvicina in modo veramente diretto l'Assemblea legislativa regionale con i due rami del Parlamento, e questa è veramente stata un'occasione per vedere come istituti che sono stati introdotti qui e che sono chiaramente stati oggetto di discussione sono chiaramente applicati nei due rami del Parlamento, chiaramente con le differenziazioni che le due assemblee hanno e come hanno evidenziato i relatori oggi.